Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di come aprire gli occhi da queste persone che incontriamo e dobbiamo dargli un taglio, insomma. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete, nel gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, a lunedì sera il Legare Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito in cui si parla di Kabbalah, ermetismo e quant'altro. I link sono sotto qui in descrizione. Se lasciate anche un bel commento e anche un super like, il vostro Marietto è contento. In più il vostro Marietto vi informa che ha raggiunto le 1000 iscrizioni e quindi si è attivato anche la sezione community, dove il vostro Marietto lascia anche dei circuiti scaricabili e utilizzabili. Bene, andiamo avanti e parliamo di questi momenti della vita in cui bisogna aprire gli occhi, perché a un certo punto siamo entrati in una fase down, cioè praticamente magari con l'avvento dei social siamo potuti o abbiamo conosciuto nuove persone che ci hanno fatto in un certo senso sognare e siamo entrati nella loro ragnatela malvagia, e allora a questo punto si è creato un loop, una spirale negativa in cui noi crediamo tutto quello che ci dicono e magari abbiamo anche una frequentazione intima nella realtà, però a un certo punto ci rendiamo conto che la nostra vita, se prima andava a 10 e poi è scesa a 6, da 6 al posto che ritornare a 10 è tornata a 3, no? Cioè sta scendendo in un loop infinito, e quindi ci rendiamo conto che siamo restati schiavi di un sogno che nella realtà non è mai stato nostro, per il semplice fatto che nell'altra persona abbiamo proiettato i nostri sogni, ma di concreto non c'è niente. Allora a questo punto qui l'unica soluzione è scappare, ma per scappare bisogna aprire gli occhi, perché sennò si sbatte la testa contro il muro e si rimane sempre schiavi di questa illusione. Cosa si può fare a riguardo? La prima cosa chiaramente sarebbe subito bloccare questa persona se si è collegato sui social e incominciare ad attivare nelle nostre sinapsi mentali dei nuovi percorsi, chiaramente conoscendo persone che abbiano delle qualità simili alle nostre, e quindi bisogna andarle a cercare, perché se no come si suol dire, questo cacciatore, questa cacciatrice che ci ha ingabbiato in questo sogno praticamente avrà sempre il gioco facile. Allora di conseguenza cosa consiglio al vostro Marietto? Il vostro Marietto consiglia prima di tutto di guardare le varie pillole, le varie Marietto Veneziano di Legada, che danno dei consigli e degli spunti, ma prima ancora di questo di cercare, se si è trovato questa persona o questo soggetto sui social, di tagliare corto e andare a cercare nuova linfa, nuovi amici in altri gruppi dove questa persona non frequenta, no? Poi chiaramente attivare tutti quei circuiti che il vostro Marietto ha messo sia negli ebook scaricabili nel sito alcapitano.altervista.org oppure nelle pillole, cioè si possono vedere le pillole. Ormai il vostro Marietto ne ha fatte più di 50, in cui in alcune pillole spiego proprio come tagliare questi legami perniciosi. Chiaro, non è una cosa facile, ve lo dico, ci vorrà del tempo, ma l'importante è incominciare a aprire gli occhi e rendersi conto di queste situazioni, perché ogni giorno il vostro Marietto sente di quelle situazioni veramente particolari e pesanti, che non lasciano scampo se non a interventi di magia. E chiaramente quando una persona le tenta tutte e poi vede che con questi sistemi anche radionici che funzionano ma che sono lenti, allora bisogna intervenire con delle operazioni di alta magia operativa, proprio per tagliare questi legami perniciosi che in un certo senso vi rallentano la vostra crescita spirituale e la vostra possibilità di trovare l'anima gemella. Quindi aprite gli occhi, cercate sempre di non entrare in contatto con questi personaggi che sono alcune volte anche dei narcisisti, alcune volte invece proprio persone malvagie che giocano sulla vostra debolezza, sia maschile che femminile. Cioè qui non è una questione che siano donne o che siano uomini, ma è praticamente una questione di attitudine del cuore, no? E quindi, cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi consiglia di aprire gli occhi e di tagliare al più presto con queste persone perniciose che vogliono cristallizzare nella vostra mente e nel vostro cuore
le loro mappe mentali che sono solamente delle trappole. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegare Marietto Veneziano, e mi raccomando, andate anche in community nel canale del YouTube del vostro Marietto Veneziano a vedere le news che vi ho posto regolarmente ogni giorno. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.